Una bella giornata di sole ha aperto la seconda tappa del Giro Sardegna. È stata una gara a cronometro, corsa adatta dunque agli specialisti. Clima nettamente diverso rispetto a quello della prima giornata, il vento è calato e allora per gli oltre 200 ciclisti al via le condizioni sono state quelle ideali per affrontare i 17,6 km da percorrere ad anello in un tracciato pianeggiante, ma che ha presentato un dislivello di oltre 270 metri, impreziosito tra tornanti e da una ripida discesa finale verso il lungo tratto direzione Genna e Sole, lungo scelto per arrivo e partenza. Puntuali alle 9 i primi partenti con l'ordine d'arrivo inverso rispetto agli arrivi della prima tappa. Tra i ciclisti in gara anche un altro volto di livello del panorama sportivo italiano, Alessandra Sensini. La velista campionessa olimpica non è voluta mancare al Giro Sardegna insieme agli altri big come Yuri Checchi e Max Lelli. Da lì tutti sulla bici scaglionati per le rispettive partenze ad affrontare il tracciato. Lunghi rettilinei come in ogni classica cronometro che si rispetti, ma anche momenti utili ai passisti per prendere grandi velocità. La seconda è tappa breve ma intensa, grazie anche a uno strappo dal dislivello utile a fare selezione nelle gambe degli specialisti. In chiusura una discesa abbastanza impegnativa a far riprendere velocità fino agli ultimi chilometri pianeggianti per spremere tutte le ultime energie con l'occhio puntato sempre al cronometro. Al traguardo si è confermato primo nella Gran Giro ancora una volta il tedesco Benedikt Helbig, già da ieri candidato a essere il vero cannibale del Giro. Per lui una crono portata a casa in 23 minuti e 40 secondi davanti a Mattia Bevilacqua, secondo sulla linea d'arrivo con un personale di 23,55, terzo Barnabas Purbluk con 44 secondi di ritardo. Nella medio giro si segnalano i 25 primi e 37 del vincitore di categoria Paolo Farinelli con il secondo posto di Andrea Costanzo, terzo Federico Righetti. Tra le donne la vittoria di tappa e a tinte rosso crociate per la vittoria della svizzera Jutta Stienen, prima con un tempo di 27,20. La portacolori della Velo Racing Team ha preceduto Annalisa Prato e poi terza Stefanie Gross. Sempre nella medio giro, ma sul versante femminile ancora, la vittoria è andata a Larissa Drysdale con un tempo di gara di 27 primi e 18. L'olandese del team Bela ha preceduto Anna Giesen e poi Francesca Sassani, terza con il tempo di 29,19. La tappa è stata anche valida come seconda prova del campionato nazionale di combinata Open. Difficoltà più grandi è che ti devi davvero spingere, però alla fine ho trovato tutto molto divertente, anche a temperatura era una grande sfida. Oggi hai messo un'altra pietra sul giro, ormai il distacco è molto ampio. Spero di non avere nessun problema tecnico come rompere un pezzo della bici o avere una ruota sgonfia, perché quello rovinerebbe il mio posto nella classifica, però a parte quello dovrebbe essere tutto semplice. So today was a time trial. La prova di oggi era una cronometro, che è un tipo di gara che mi piace molto, e una delle difficoltà più grandi era che c'era molto traffico e quindi non potevi andare alla velocità massima. Siamo solo all'inizio del giro, manca ancora qualche tappa. Che cosa ti aspetti dal tuo proseguo del giro? Mi aspetto una grande lotta, perché per esempio la ragazza dietro di me è soltanto dietro di 1 minuto e 15 e quindi da lei mi aspetto una bella lotta. So she will certainly give me a hard time, and so it will be a good battle. Well, of course, it was already told, but the parkour is really. Ho trovato questa mappa molto bella, mi è piaciuto il posto. Devo dire che una delle difficoltà molto grandi che ho trovato è che c'erano 2 macchine e sono dovuta passare nel centro e quello è stato molto difficile, complicato per me. Un giro impegnativo con tante salite e tante tappe, che cosa servirà per mantenere la maglia fino alla fine? Mi aspetto qualcosa di molto complicato e difficile, perché appena sono arrivata nel primo gruppo delle ragazze e già lì ero scioccata perché non me l'aspettavo, visto che trovo le salite molto complicate. The pink jersey in a second stage.
So not being the time trial in the first race, because normal, you understand? Uphill, difficult for me. Insomma, oggi una cronometro da affrontare subito a tutta. Che gara è stata per te? Una gara molto impegnativa, complice anche il vento che comunque era laterale nei punti in discesa, quindi ha reso un pochettino più difficoltosa la gara, ecco. Però tutto sommato è andata bene, secondo le aspettative. Nella tappa di ieri, quella di oggi, buoni piazzamenti, a parte insomma ancora di più oggi, quali aspettative per il resto del Giro? Ora le aspettative sono riuscire a mantenere la maglia innanzitutto, quindi a fare bene e provare a portare a termine il Giro con questa soddisfazione. Anche perché c'è anche la bandiera sarda dietro. Esatto, quindi sarebbe anche una grande soddisfazione portare, diciamo, il nome della Sardegna in un evento di questo calibro, ecco.